Abbiamo una struttura ben radicata sul territorio, abbiamo dimostrato di saper governare bene, soprattutto a livello regionale oltre che locale, per cui è un dato che attualmente lascia un po' il tempo che trova. Pamela Rabaccio, segretario provinciale della Lega, non sembra eccessivamente preoccupata dal numero di iscritti a Futuro Nazionale. Il tesseramento al partito di Roberto Vannacci a livello regionale ha superato i numeri del Carroccio. E se il segretario regionale leghista Dreosto commenta il dato ricordando la qualità dell'impegno dei tesserati leghisti nella gestione della cosa pubblica, contrapponendolo alle neofite truppe del generale, Rabaccio risponde partendo dagli stessi concetti, ma avendo già in mente le prossime elezioni. Sarà quello, lascia intuire, il momento in cui la vera potenza di fuoco dei partiti sarà evidente e sarà quello l'unico momento in cui ci si potrà veramente contare. Queste tessere combaceranno poi all'indirizzo di voto perché dobbiamo anche andare a valutare che sul territorio contano altri temi, ovvero la capacità di governare un comune, per cui tutto un background diverso. Chi si candida deve avere delle competenze diverse, per cui io credo che sicuramente è un dato che anche noi come Lega dovremo valutare, ma come tutto quanto il centrodestra. D'altro canto però andare a valutare quello che sarà il voto effettivo è diverso. Sul terreno poi resta l'altro tema legato a Futuro Nazionale al centrodestra, non tanto un'erosione di consensi che il Carroccio, par di capire, mette in conto, quanto la possibilità di non chiudere la porta ad alleanze con i vannacciani. Siamo possibilisti a valutare vari scenari. Innanzitutto lo stesso Vannacci e il suo seguito deve decidere effettivamente dove collocarsi. Rispetto alla loro scelta si può andare a instaurare un dialogo, a fare delle valutazioni, come è corretto che nella politica ci sia un confronto onesto e chiaro.